Buonasera da Sicilia 24, questi i principali argomenti del telegiornale. Il Capodanno in piazza tra grande musica e restrizioni, varato il piano sicurezza a Palermo e Catania, tutte le misure e i divieti per assistere ai grandi spettacoli, lo show in Piazza Duomo in diretta su Antenna Sicilia. Un 2024 all'insegna dei rincari su tutti i fronti, dal cibo alle bollette, dalla telefonia all'assicurazione auto. Il nuovo anno riserva aumenti per quasi 1.000 euro a famiglia. Si fa strada l'ipotesi della guerra tra bande rivali dietro l'omicidio di Lino Celesia in discoteca a Palermo. In via La Lumia aumentano i controlli, ma la paura dei residenti resta. Migrante è arrivato morto a Lampedusa su un barchino ucciso da colpi di arma da fuoco, ma resta il giallo. Oggi l'autopsia. C'è anche un ferito ricoverato in ospedale ad Agrigento. La giovanissima Alice Quattrocchi mette in guardia sui cambiamenti climatici e sugli effetti devastanti per la terra. Per l'attivista catanese, in Sicilia bisogna adattarsi a situazioni sempre più estreme. Ha 20 anni ma non li dimostra, resta intatto il fascino del Museo del Cinema, inaugurato nel 2003 alle Ciminiere di Catania. Oggi la grande festa. Calcio, tutto pronto per il mercato di riparazione, Palermo, Catania e Messina pronte a rinforzare le rose. Ancora ben trovati. Catania e Palermo si preparano per festeggiare il Capodanno in piazza, appunto in Piazza Duomo e Politeama. Ci sono una serie di restrizioni, accessi contingentati, ma entriamo nel dettaglio di quelli che sono i piani per la sicurezza che sono stati varati e resi noti. Ci dice tutto Luca Ciliberti. Catania e Palermo si preparano per i grandi eventi della notte di Capodanno, resi noti i piani di comune e prefettura che dovrebbero garantire il massimo della sicurezza a chi sceglie di brindare al 2024 in piazza. Per il concerto di Mario Biondi e Tananai in Piazza Duomo a Catania saranno disposti dei varchi di prefiltraggio per limitare il numero degli accessi in Piazza Duomo e in Piazza Università, dove un maxi schermo trasmetterà in simultanea tutte le fasi dell'evento. Dalle 20 del 31 dicembre alle 6 del 1 gennaio, nel raggio di 200 metri da Piazza Duomo e Piazza Università, sarà vietato introdurre oggetti, strumenti e materiali pericolosi, vietati anche bastoni per i selfie, treppiedi, ombrelli, ma anche bottiglie e contenitori di vetro e alluminio. Le bevande contenute in bottiglie di plastica saranno private del tappo. Vietato anche il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo in Piazza Duomo e in Piazza Università, compreso spumante e champagne. Dalle 16 del 31 dicembre alle 8 del 1 gennaio, nel raggio di 200 metri da Piazza Duomo, sarà vietata anche la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche. I treni della metropolitana e i bus urbani della MTS effettueranno servizio sino alle 2:30 della notte. Lo spettacolo di Catania sarà trasmesso da Antenna Sicilia in diretta a partire dalle 20:30. A Palermo, per il concerto di Capodanno con Elodie in Piazza Ruggero VII e in Piazza Castelnuovo, saranno rimossi gazebo e Deor nelle vie di accesso e fuga nel giorno dell'evento. La capienza della piazza è stata ridotta a 9.800 presenze. Anche qui sarà vietato introdurre valigie, trolley, bombolette spray, trombette da stadio e materiale esplodente. Proibita anche l'ingresso di bevande superalcoliche, bottiglie di vetro o lattine di alluminio. Inoltre è prevista la chiusura al transito di diverse strade e la sosta dalle 7 del 31 alle 7 del 1 gennaio nelle aree a ridosso del luogo dello spettacolo. E l'Arcidiocesi di Catania rende noto che in occasione del Capodanno, domenica 31 dicembre, la Basilica Cattedrale di Catania sarà chiusa e dunque non sarà celebrata la messa delle 18. La chiusura è da collegare appunto al piano di sicurezza per i festeggiamenti di fine anno, di cui appunto abbiamo sentito nel pezzo appena andato in onda. Anno nuovo, nuovi rincari, dal cibo alle bollette, dalla telefonia all'assicurazione auto. Il 2024 riserva purtroppo aumenti per quasi 1.000 euro in un anno per ogni famiglia. Sentiamo Angelo Gagliano. È lunghissima la lista degli aumenti con cui faremo i conti il prossimo anno, tra incrementi dei listini, in certi casi già programmati, in altri attesi o comunque temuti. A partire dall'addio al mercato tutelato dell'energia, la stangata rischia di sfiorare 1.000 euro in più a famiglia in 12 mesi. Sul podio restano cibi e bevande, con più 231 euro su base annua. Non va meglio per auto, treni ed aerei. La fine del mercato tutelato del gas, fissata al 10 gennaio 2024 e della luce luglio 2024, porterà, sottolineano le associazioni dei consumatori,
consumatori inevitabilmente incrementi delle tariffe. Si calcola circa 220 euro in più annui a nucleo familiare. Altra nota dolente l'RC Auto. Con 2 automobili, stando al Codacons, ci si ritroverà a spendere 62 euro in più rispetto al 2023. Un aiuto potrebbe arrivare dal calo dell'inflazione. Io sotto questo profilo sarei leggermente ottimista, nel senso che l'aumento dei prezzi previsto è comunque più basso rispetto a quello che abbiamo subito nell'anno passato. Tra le voci che peseranno di più sui bilanci familiari anche il caro telefonia. Per Asso Utenti gli incrementi saranno di 60 euro annui a utenza. L'elenco dei rincari stimati dal Codacons continua con le banche, più 18 euro a nucleo a titolo di servizi finanziari e bancari, tariffe locali più 60 euro per rifiuti ed acqua, bar e ristoranti più 68 euro annui a famiglia per mangiare e bere fuori casa. Non si salva il turismo, con aumenti dei listini che interesseranno strutture ricettive e pacchetti vacanza. Ci potrebbe essere una guerra tra bande rivali dietro l'omicidio di Lino Celesia. La squadra mobile di Palermo è infatti al lavoro per comprendere se questo delitto sia stato premeditato. Intanto, tra i residenti della zona di via appunto La Lumia regna ancora la paura. Marco Gullà. L'omicidio di Lino Celesia potrebbe non essere legato a futili motivi, ma secondo gli inquirenti ci sarebbe altro: sconfinamento di territorio tra bande rivali per la gestione dei locali della movida, oppure il controllo dello spaccio nelle zone dove è più intensa la presenza del popolo della notte che affolla i luoghi del divertimento. La squadra mobile di Palermo è al lavoro per capire se questo delitto, che sarebbe stato compiuto da un ragazzo minorenne assieme al fratello, potrebbe essere premeditato. Intanto, sul luogo dell'omicidio, precisamente nel quadrilatero di via La Lumia, qualcosa è cambiato. Come vediamo anche da queste foto, controlli e presidi sono nettamente aumentati. Nei locali gli esercenti ingaggiano vigilanza privata e buttafuori per evitare disordini, ma tra i residenti c'è ancora paura, soprattutto dalle 21 in poi. Ci sono presidi, ci sono polizia, carabinieri, controlli, assolutamente sì. Ma la gente sì ha paura. Io vivo in questa zona e non sto tranquilla, ho dei ragazzi giovani, non sto tranquilla perché la situazione è questa, è una situazione ormai di paura per tutti, cosa che prima non c'era, non esisteva. Adesso si è insinuata, anche purtroppo per quest'ultimo fatto gravissimo che è capitato, una paura da parte di noi residenti che non stiamo più sereni, non viviamo più la nostra vita in maniera tranquilla. Al momento la via La Lumia è blindata, pochissimi giovani presenti nei locali, controlli capillari, ma il timore è che fra qualche settimana tutto tornerà come prima. Sicuramente in questo momento c'è un momento di allerta, di allarme, di controlli decisamente più presenti rispetto al passato, ma noi questo non ci fa stare sereni, perché noi abbiamo visto diversi momenti, mai come questo, chiaramente tragico, con la morte di un ragazzo, con l'uccisione di un ragazzo. Ma sicuramente appena questa vicenda si sgonfierà, perché si dovrà sgonfiare per ovvie ragioni, torneremo come prima. E perché torneremo come prima? Perché le regole non ci sono e se ci sono non vengono fatte applicare. E adesso alle agenzie sono 2 i medici indagati per la morte di Fabiana Alessi, la ragazza di 23 anni che è deceduta martedì pomeriggio a seguito di un malore. Si tratta del medico di pronto soccorso e la dottoressa della guardia medica che erano in turno al momento della morte della ragazza. Siamo in questo caso a Gela. La procura della cittadina del Nisseno ha aperto un fascicolo come atto dovuto per l'ipotesi di reato di omicidio colposo e colpa medico-professionale. Domani alle 14 è prevista l'udienza davanti al GIP per la nomina del CTU che dovrà eseguire l'autopsia proprio nel pomeriggio. I carabinieri dovranno accertare se l'ambulanza giunta senza medico a bordo doveva invece essere medicalizzata, oltre che verificare i tempi di intervento e i turni in pronto soccorso. Grilletto facile a Catania, si spara anche per rubare un'auto, ma l'episodio è avvenuto ieri mattina a Librino e la testimonianza della vittima non convincono pienamente gli investigatori. Tonino De Mana. Montepo a fine novembre, via Capopassero e Librino 2 settimane fa e ieri mattina all'alba. 3 indizi fanno una prova. A Catania c'è troppa gente dal grilletto facile. Si spara in strada incuranti delle conseguenze con il serio rischio che prima o poi ci scappi il morto. Si entra in azione e si apre il fuoco anche per rubare un'auto, come è avvenuto ieri mattina sul viale Bummacaro, quando 3 persone a bordo di una Fiat Panda hanno cercato di sottrarre l'auto, un'altra Panda, ad un operatore
l'operatore ecologico, la cui reazione ha indotto uno dei malviventi ad imbracciare il fucile. Un solo colpo per mandare in frantumi 2 finestrini prima di scappare, senza però rubare l'utilitaria. La scena, durata una ventina di secondi, è stata immortalata dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza di una farmacia e che la polizia è riuscita subito ad acquisire per risalire agli assalitori. Frame che sono stati guardati e riguardati dagli investigatori, ma potrebbe non servire la targa del veicolo visto che si tratterebbe di una macchina rubata. Volevano prendermi l'auto, questo ha raccontato la vittima, che però ha fornito pochi elementi ed ancor meno dettagli agli investigatori, tanto che la testimonianza dell'operatore ecologico preso di mira non sarebbe convincente al 100%. Possibile che per rubare un'auto si spari con una certa facilità? Se lo chiedono i poliziotti della squadra mobile e l'interrogativo apre scenari inquietanti, specie in alcuni rioni cosiddetti a rischio, dove pistole e fucili vengono utilizzati con una certa frequenza. Sarà l'autopsia a chiarire i particolari della morte del cadavere di un migrante trovato, per l'appunto deceduto, probabilmente ucciso con un colpo di pistola. Era sulla barca agganciata ieri al largo di Lampedusa. Ma sentiamo Davide Sarto. Rimane un giallo, almeno per il momento, il ritrovamento del cadavere di una giovane migrante verosimilmente ucciso con un colpo d'arma da fuoco ed il ferimento di un altro connazionale ad una gamba, sempre con un colpo di pistola, a bordo di una carretta del mare intercettata ieri dalla Guardia di Finanza al largo di Lampedusa. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'immediata autopsia sul cadavere del 32enne trovato sulla barca. La salma è arrivata questa mattina al porto di Porto Empedocle col traghetto di linea Paolo Veronese e si trova adesso alla camera mortuaria dell'ospedale di Agrigento. Anche il migrante ferito è stato trasferito d'urgenza nel soccorso ieri sera all'ospedale San Giovanni di Dio. L'uomo non è in pericolo di vita e il suo racconto agli inquirenti dovrebbe fare piena luce su quanto accaduto sulla barca salpata alcuni giorni fa dalla Libia. I militari della Guardia di Finanza e i poliziotti della squadra mobile nel frattempo continuano a sentire i compagni di viaggio, circa una quarantina, per cercare di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto e soprattutto quando i due sono stati colpiti da un colpo d'arma da fuoco. E questa sera al porto empedoclino sono attesi circa 300 migranti che hanno lasciato l'hotspot di Lampedusa per essere poi trasferiti in pullman nei vari centri di accoglienza delle altre regioni italiane. Un incendio, le cui cause sono da accertare, si è sviluppato questo pomeriggio in una abitazione di via Pisa, Montepalma, frazione di Mister Bianco. Siamo nel Catanese. 5 le squadre dei vigili del fuoco impegnate per domare le fiamme, con alcuni residenti che, impossibilitati a utilizzare le scale invase dal fumo, sono saliti nel terrazzo dell'edificio. Ecco, lo vedete in queste immagini, il palazzo. Sul posto, allertati da una telefonata al 112, sono arrivati appunto i vigili del fuoco, diverse ambulanze e i carabinieri. Secondo le prime informazioni sarebbero 2 le persone leggermente intossicate. L'area è stata interdetta per consentire e facilitare il passaggio dei mezzi di soccorso. Un ciclista cinquantenne è stato aggredito a colpi di cric da un automobilista nel quartiere Noce di Palermo. Ha riportato ferite alla testa e alla schiena. Secondo la testimonianza della vittima, l'uomo alla guida dell'auto si sarebbe fermato per scendere e inveire contro di lui dopo un diverbio per una precedenza non rispettata. Il ciclista è caduto a terra per i colpi subiti e l'aggressore si è dato alla fuga. La polizia sta analizzando i filmati delle videocamere di sorveglianza proprio per risalire all'autore del gesto. Voltiamo decisamente pagina, ci occupiamo adesso di un clima davvero matto in Sicilia, un clima desertico dove bisogna adattarsi a situazioni sempre più estreme. A parlare a Sicilia 24 è Alice Quattrocchi, la giovanissima attivista catanese, per la quale i problemi climatici sono ovviamente problemi di tutti. Tonino De Mana. Il clima che stiamo vedendo in Sicilia non è tropicale, ma è più desertico e quindi sicuramente questo ci imporrà di riadattarci a delle situazioni sempre più estreme. Nonostante i suoi 18 anni, Alice Quattrocchi, studentessa portavoce del movimento Fridays for Future di Catania, ha le idee chiare, specie sui cambiamenti climatici. Da tempo la giovane attivista è in prima linea per richiamare l'attenzione su un problema globale che anche in Sicilia sta assumendo effetti devastanti. Basti pensare alla torrida estate di Catania, che ha portato anche ad un prolungato blackout elettrico. La città non è stata adattata per affrontare le conseguenze inevitabili della crisi climatica.
La Sicilia e in generale il Mediterraneo sono detti hotspot climatici, il che vuol dire che la temperatura aumenta in maniera ancora più veloce rispetto alla media globale, quindi vediamo conseguenze su tutti gli ambiti della vita umana, tra cui appunto l'agricoltura. Sta male la terra e l'ecoansia si fa largo. Ecoansia è un termine per indicare l'angoscia, il timore provato nei confronti della crisi climatica, di ecosistemi alterati e nel vedere la discrepanza tra le azioni e quello che effettivamente la comunità scientifica dice. Attenzione però a non parlare di ecoansia patologizzando un sentimento che in realtà per quello che sta succedendo dovrebbe essere di tutti. Molti ti paragonano a Greta, invece? Allora io penso che paragonare a Greta possa essere rischioso, perché si riduce il movimento climatico che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo a una sola personalità. Invece noi siamo tanti e dobbiamo riconoscere la grandezza di un movimento che ormai è consapevole del problema. L'attivismo climatico non ha latitudini, dalla Svezia alla Sicilia il grido d'allarme è identico ed identico è il problema, con una terra sempre più assetata e rovente. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio e parliamo di donne, di quelle che guardano oltre e di quelle che in un periodo decisamente particolare per il ruolo della donna stessa non si fermano davanti a nessun ostacolo. Abbiamo affrontato questo tema con la nota scrittrice Stefania Auci, l'ha incontrata per noi Marco Gullà. Donne che guardano oltre. Si è conclusa con questo tema la rassegna Donne, Parole e Libertà organizzata dal Club del Libro alla Londinese a Palermo. Il ruolo della donna oggi, senza retorica, andando in fondo e quindi oltre. Abbiamo voluto parlare di donne da settembre fino ad oggi, abbiamo cercato di farlo senza retorica, parlando della donna a 360 gradi e con estrema sincerità. E chi sono le donne che guardano oltre, secondo te? Sono le donne del quotidiano, quelle che vivendo la loro vita passo passo, credendoci, perché tuttora fuori di retorica ci vuole anche un grande sforzo a fare bene da donne, riescono a impegnarsi a fare il meglio ogni giorno. Diciamo che il nostro paese non ci aiuta del tutto, c'è tanto da fare. Ma cosa è cambiato dopo tanto sangue e soprattutto dopo l'uccisione di Giulia Cecchettin? Ne abbiamo parlato anche con la scrittrice Stefania Auci, autrice di tanti libri come I Leoni di Sicilia. Donne, soprattutto ragazze, questa è una cosa che ho notato, sono ragazze che denunciano, ragazze che parlano, sono anche figlie di madri che si trovano in una situazione di difficoltà, così come ci sono madri che cercano di tutelare le proprie figlie. Credo che questa presa di coscienza sia fondamentale e credo soprattutto che se una situazione del genere si è verificata, probabilmente la morte tristissima che poteva essere evitata probabilmente di Giulia, ecco, allora questa morte non sarà accaduta senza conseguenze, non sarà accaduta in vano. Una bella storia di Natale adesso, quella di un bambino di 8 mesi che ha rischiato il soffocamento dopo aver messo in bocca il residuo di un giocattolo masticato dal suo cane, che è stato poi salvato all'ospedale Cannizzaro di Catania. È stata la mamma ad accorgersi che il piccolo Mattia aveva afferrato e messo in bocca un pezzo di plastica. La donna ha provato le manovre di disostruzione senza successo, così è scesa in strada, ha fermato un automobilista che l'ha portata al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. Al piccolo è stata praticata una tracheotomia per la rimozione del corpo estraneo. Eccolo qua, Mattia è salvo, riporta un edema alle vie aeree superiori, rimane in diversi giorni in terapia intensiva, compie 9 mesi sul letto di un ospedale, ma il suo Natale è stato a casa. Catania festeggia i 20 anni del Museo del Cinema che si trova all'interno delle Ciminiere. Lo fa con una grande festa alla quale hanno partecipato attori, registi e operatori culturali del settore. Eva Spampinato. Compie 20 anni, ma ha un cuore giovane, straripante di emozioni e che conserva lo stesso fascino del 2003, anno in cui fu inaugurato a Catania dall'allora presidente della provincia Nello Musumeci. Il Museo del Cinema di Catania, ospitato all'interno del complesso fieristico delle Ciminiere, nacque come un'opera di riqualificazione urbana all'insegna della cultura e continua ad essere un luogo moderno e contemporaneo. È un posto fantastico, emozionante, avvolgente, tocca l'anima, è proprio un posto dell'anima e io sono grata a quelli che lo hanno
costruito, progettato. Oggi una grande festa in una data significativa per il mondo del cinema come il 28 dicembre, giorno in cui fu proiettato il primo film dei fratelli Lumière, era il 1895. Ma ci rendiamo conto di quello che abbiamo, ci rendiamo conto di quello che è Catania? Se solo penso a quante produzioni televisive vengono e a quel punto alla possibilità che noi abbiamo di incoraggiare questo percorso che poi alla fine porta turismo. Pensiamo a quello che è successo col commissario Montalbano in tutta quanta la zona del Ragusano. Attori, registi, operatori del settore si sono riuniti per omaggiare un luogo che celebra non solo il cinema ma anche il forte rapporto della Sicilia e di Catania con la settima arte. Come racconta Massimiliano Buzzanca, attore e figlio di Lando Buzzanca, attore siciliano scomparso lo scorso anno, che negli anni 70 fu uno dei simboli del macismo alla siciliana sul grande schermo. Qui ci sono delle realtà, degli attori, dei personaggi, delle idee, dell'humus che non si respira da nessun'altra parte d'Italia. Detto questo, Catania in particolare, questo museo in special modo, è una chicca europea che va coltivata, che andrebbe anche molto più pubblicizzata. Ci fermiamo ancora, un'altra pausa e poi il calcio. Calcio in chiusura con il calciomercato delle siciliane, sta per entrare infatti nel vivo il mercato di riparazione di gennaio, dal Palermo al Catania al Messina, pronti a operare alcuni innesti nelle rose. A Catania dovrebbero esserci ben 5-6 persone, 5 calciatori in partenza. Francesco Triolo. La vittoria in extremis contro la Cremonese ha dato una bella spinta alle ambizioni del Palermo, che adesso è chiamato sul mercato a dare una sterzata al suo campionato. La società ha già individuato dove intervenire, i profili sono quelli di un terzino destro, un difensore centrale ed una punta, i ruoli considerati più deboli. Prima però occorre vendere per ingaggiare gli over. Tra i nomi accostati ai rosa ci sarebbe quello già circolato in estate di Salim Diakité della Ternana, che potrebbe rinforzare il reparto difensivo di Corini, sotto stress nelle ultime uscite. Piace anche Luka Topalovic, sloveno, classe 2006 del Domzal, la cui richiesta è di 3 milioni di euro. Mercato aperto anche in casa Catania, a Lucarelli sono state date le chiavi delle entrate e delle uscite, saranno ceduti 6 o 7 giocatori. In lista di partenza dopo Sarau il portiere Livieri che tornerà al Pisa, il terzino Mazzotta che piace alla Casertana, la punta Dubicas che potrebbe andare alla Juve Stabia e l'esterno De Luca che interessa al Siracusa. Rizzo e Ladinetti invece andranno via dopo aver smaltito gli infortuni. In entrata l'obiettivo numero 1 è l'esterno d'attacco Cicerelli, ex Lazio. Piace il fantasista Falletti della Ternana. A Messina, dopo i saluti di Ferrari e De Matteis, dovrebbero arrivare 2 rinforzi dal Cosenza, il terzino sinistro Salvatore Lavardere e l'attaccante Alessandro Arioli. Dallo Spezia dovrebbe arrivare il centrocampista Leonardo Pedicillo, che già in estate aveva svolto il ritiro estivo col Messina. Il sogno è quello di Marco Rosafio, in uscita dalla SPAL. Con questo servizio si chiude Sicilia 24, io naturalmente vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.